Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano, Euro Truck Simulator. Allora, viaggio di oggi, sono 489 km, quindi non troppo lungo. Da Turin, Torino, Italia a Dijon, France. Andiamo ragazzi. Ho dovuto sistemare il camion che aveva 23% di danni in 3 viaggi, benissimo. Quindi sono da 75.000 euro, sono passato a 58. Due coglioni. E vabbè. Pazienza, noi siamo Comenda noi, quindi possiamo spendere quello che vogliamo. Adesso dobbiamo stare attenti però. Mi devo riposare tra... Prossimo sosta, riposo 4 ore e 21, ok. Devo fare anche benzina, no, 580 km, sono proprio giusto. Ok. Ah ragazzi, la Veneziana dei trasporti deve arrivare veramente a 2 miliardi di euro, cioè... Camioncin. Oh raga, mi sono scaricato Radio 105, cioè... Uno spasso quando gioco da solo, senza registrare, è un godimento. Mi diverto troppo. Ok. France, stiamo arrivando. Salutiamo Torino, ciao Torino. C'è anche il derby prossima settimana. Speriamo di non fare strade troppo veramente. Tipo, mi ricordo il passo di montagna che ho fatto il danno grosso da 23%. Sempre tra la Svizzera e l'Italia c'è una strada ragazzi, ma una roba indescrivibile. Lione, Berna. Vai camioncino, vai. Ok. Sono le 18:53. Il nostro camioncino ha già fatto 2267 km. Ok. Adesso devo già prendere un'uscita per Lione. Andiamo pianino, che non voglio rischiare perché spendere altri 20.000 euro di riparazioni proprio non c'ho voglia. Relax Commander, relax. Ok. Beh dai, proprio un viaggetto tranquillo questo teoricamente. Però la benzina quasi. Frena! Cazzo! Mamma mia. Ok, vai. Che però è fatta benissimo, però veramente, cioè è fatta da Dio sto gioco, non mi stancherò mai, guarda, veramente.
Cioè, siamo 536 km, 4,47, proprio di 90 km scarsi. Ma mamma mia. Per poco. No, ma porca. Ma porca puttana, però, dai, cazzo. Ma Cristo del Signore, se mi serve inchiodare là. Oddio, danno zero, manco mai. Sì, però non è possibile. Non è umano una roba del genere. Mi inchioda là, sto figlio della mignotta. Non sono mai stato in questa parte della mappa. Vaffanculo, va. Stronzone di merda. Ah, ragazzi, ho visto che prima il Carnage, ragazzi, mi è piaciuto veramente tantissimo, non me l'aspettavo proprio. Adesso vediamo se riesco a fare qualche video col magro. E poi, ragazzi, siamo pronti a un progettone col Piade di Civilization, un giocatore, io e lui. Cioè, non vedo l'ora, cazzo, non vedo proprio l'ora. Se l'hai comprato dopo l'altro giorno. Non vedo l'ora di cominciare. Vado a fare benzina, va. Ok. Qui sono più tranquillo. Ok. Adesso me la devo pagare io la benzina. 1,48 al litro. Dai, andiamo, che siamo ricchi. Facciamo 1000 euro, dai. Ok. Andiamo. Ok. Adesso possiamo andare, no, tranquilli. De più. Certo che andare in Francia non è il massimo, però dai. Ma che palle, oh. Ok. Pedaggio pagato. E adesso siamo pronti. Francia, stiamo arrivando, stiamo arrivando. Ragazzi, sto Milan che batte la Juve con un rigore un po' generoso. Vabbè, dai, almeno una piccola soddisfazione anche per noi milanisti quest'anno. Comunque passiamo in Francia, ragazzi, un saluto all'Italia, ciao ciao. Insomma, Juventini, dai, fateci una piccola soddisfazione quest'anno, purtroppo. Insomma, se arriviamo quinti, sesti è un miracolo, quindi dai, almeno vincere con la Juve, con un rigore veramente generoso. Però un errore, ecco, secondo me, un errore che ci può stare, ecco, dal vivo, insomma, sembrava rigore, c'è poco da fare, c'è azione veloce, azione normale, sembrava rigore. Poi chiaramente abbiamo visto replay, moviole, insomma Isla l'ha presa con la schiena, però ecco, mi sembra un po' imparagonabile a il gol di Montari. Però vabbè, insomma, io sapete che ho stima per la Juve, quindi non voglio fare polemiche. Alla fine secondo me la Juve è la più forte, quindi alla fine lo scudetto lo porta a casa, secondo me.
E l'Inter invece ha sfruttato una bella occasione, cioè, poteva andare a -1. È andata a perdere col Parma con il gollazzo di Sansone. Ancora che spero ancora a pagare. Oh, fioi. Spero sta. Merda, frena! Frena cazzo! Ok, ancora. Poi lo sto pagando, sto finanziando le autostrade, sì. Ai ai ai. Non vedo l'ora di assumere i primi lavoratori, perché la Veneziani Trasporti vuole assumere tanta gente per far girare l'economia. Ah, qua c'è il pulmino del Lione qua. Ho una paura di rompere il camion di nuovo, cazzo. Devo prendermi il volante, non c'è niente da fare, che purtroppo non ho la camera grandissima. Dove me lo ficco? Insomma, non vedo l'ora di fare questo progetto col Piada. Adesso devi chiaramente imparare un po' a giocare perché non ha mai giocato a Civilization. Però una volta che impara ce la godiamo alla grande, insomma. Madonna, sti pulmini che vanno a 3 all'ora, che do coglioni. Dai, cazzo, dai. Muovite, stronzone, corri, porca puttana. Scusate ragazzi, ma il comandone da buon gondolaro è sempre nervoso in macchina. Adesso lo sorpasso in culo e vaffanculo. Mi hai rotto il cazzo. Mamma mia, no, no lavoro in corso, no lavoro in corso, no. Dai, superalo. E Shumi supera tutti e va a vincere il mondiale. Perché sappiamo correre di brutto, ragazzi. Ok. Siamo in piena autostrada. Questo mi sembra un'autostrada incredibile. Ne ho viste di più belle. Ah, sti francesi. Guarda quello come corre, ragazzi. Andiamo a lavorare. Da sonno, titta, morti, oh. Un'ora e 36. Dioma. Sembra più un posto giapponese, cazzo. Non l'ho mai sentito, sinceramente. Il comandone se la sta tirando adesso, Comunque mi devo riposare per forza, non che storie. Ragazzi, ormai ci siamo, 25 km. Mi è arrivato un messaggino che il cliente si aspetta la merce in orario e mi è uscita una musichetta tutta figosa, cioè come fai presto, ti prego, comenda. Non l'ho tolta perché mi stava passando sul cazzo. Però siamo arrivati ormai, raga, viaggio tranquillo, tutto rego. Sì, no, forse ho beccato un limite di velocità in una galleria, però vabbè, insomma, chi se ne fotte. 550 euro buttati via, ma il comendone non se ne frega. Ok. Dritto, ferma. Stop.
Io vado, Ok. Ma mi hai fatto i fari forse? Beh, sarebbe bellissimo, cazzo. Sono le... Vabbè, cazzo. Ci siamo ormai. Era entro mezzogiorno e qualcosa, ci sono, non rompete il cazzo. Ma è venuta fuori sta musichetta, tutta va in cura a tomare. Sì, non c'era proprio così. Adesso piove, vaffanculo. E in Francia piove. Dijon Esplorita. Non vedo un cazzo, va in cutter, madonna, sta scritta di merda. La Veneziani Trasporti è pronta per una nuova consegna. Siamo troppo efficienti, un po' deficienti, ma anche efficienti. Ok. Arrivati Sammo, minchia, siamo arrivati. Ok. Oddio no. Oddio, è pieno di roba, non che credo. Sarà dura, Invece se non ce la faccio nei tempi limite. Vediamo, devo consegnare entro mezzogiorno e 29. Attenzione. Ok. Senti, via! Temporalone francese, dai il miracolo. Dai il miracolo, dai il miracolo. E... merda. Ci siamo quasi però, dai. Tic, tic. No, sono un coglione. Tic, 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 tic. Dai cazzo, mezzogiorno e 20. Tic, 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 tic. Dai. Merda. Veloce. Ah Dio. Che do coglioni. Non siamo per niente giusti, cazzo. Merda. Con tutti sti camion in mezzo, tutti sti rimorchi in mezzo, ho paura di far danni. Occhio. Dai che ormai ci siamo. Oh mio Dio, no, sono rincoglioni oggi. Oggi il commendone è più rincoglionito del solito.
Vai. Ok. Alleluia. No, no, ho sbagliato, non ne credo. Basta. Basta. Ti prego, basta. E vaffanculo. Eccellente. Ah, non c'è la musichetta, l'ho tolta. Va bene, dai. 15.000. Va bene, dai, un po' di soldi li ho presi. Ok, raga. Perfettus. Adesso abbiamo 72.000 euro, quindi buono, ci siamo ripagati la riparazione del camion. Perfetto, raga, un saluto dal comandone. Ciao! PS, ma che parcheggiatore sono, fioi.